Buongiorno dalla rassegna stampa di TG Plus, la pagina di Treviso. Si parte dalla tribuna di Treviso, tendopoli per 260 profughi all'ex Zanusso di Oderzo dal 2016. 3 tendoni ospitano i richiedenti asilo per il caldo torrido, tanti dormono all'aperto, magari ieri no perché pioveva, ma probabilmente il problema c'è. Vedete che c'è la fotonotizia che con la tribuna di Treviso che occupa quasi tutta la prima pagina. Grandine, Maxi Chicchi sfondano Lunotti e Tegole, doppio colpo, anziane sole in casa derubate da 2 ladri. Sono notizie di cronaca. È ubriaco, cacciato dal bar, quadrivio devasta il locale e minaccia tutti. Questo avevamo visto anche noi. Affa insopportabile, la mucca collassa e manca il latte. Questo è un problema che c'è in Veneto, c'è in Emilia Romagna, c'è in altri posti, questo delle mucche che comunque producono meno latte con il caldo, si sa. Poi in alto avete notizie di carattere nazionale, la scomparsa di Andrea Purgatori e Zacchi che ha avuto la grazia. Sul Gazzettino i venti esplosivi, così si è sfiorata un'altra vaia e un effetto bomba provocato dal caldo può ripetersi a breve. Nella fotonotizia il Burchini divide le spiagge del nord-est, contrario a Monfalcone nessun problema Jesolo e Bibione. E poi la mafia, mai più zone grigie, l'appello di Mattarella. Questa è la notizia di carattere nazionale che comunque mette sempre in prima pagina il mattino con le altre, poi migranti e sindaci, certezze sui soldi e tempi. Vediamo che più o meno le notizie questa mattina che si scambiano i giornali sono più o meno le stesse, insomma 1000 nuovi migranti a settimana, i prefetti stanno distribuendo in silenzio, vertice Conte Possamaino agli hub, e si parla ancora dello stato d'emergenza, abbiamo parlato anche noi, firmato da Zaia. Ci sono danni milionari, vedete questa foto del downburst e i venti sparati verso i boschi che poi sono quelli che buttano giù gli alberi. È il bosco dello sport che insomma fa ripartire le gare, è quella cosa che riguarda più che altro Venezia. Le notizie plus di Treviso, Tony Atli sulle mura incanta suoni di Marca, è stato un concerto bellissimo, un cantante che ha ancora la sua voce come quella di 40 anni fa, bravo, insomma una bella manifestazione. Stop del Senato ai cibi sintetici, Coldiretti 3 italiani su 4 sono d'accordo. Qui si parla ancora di allerta meteo e vedete che anche qui quello di cui si parlava prima, Zaia che decreta lo stato di emergenza. È tutto.